ritrovati ad una nuova puntata del Notes di Antenna 3. Andiamo subito dunque a dare uno sguardo insieme agli appuntamenti dei prossimi giorni. Apro la puntata di quest'oggi segnalandovi innanzitutto che torna l'appuntamento con la terza edizione del Festival delle Proloco che si svolgerà a Piazzola sul Brenta nell'area dell'ex Filanda. Vi aspettiamo dunque il 5 e 6 ottobre per vivere lo spirito delle Proloco con stand gastronomici di prodotti e piatti tipici, animazione per bambini e molto altro ancora. Non mancate dunque alla festa delle feste. Per saperne di più www.umpliveneto.it. Domenica 13 ottobre a Codognè, in provincia di Treviso, avrà luogo la 19ª edizione della Festa della Mela Cotogna e la seconda edizione della Fiera Veneta delle piccole produzioni locali. Dalle 10 alle 18 stand gastronomici, mercato dell'artigianato e spazio bimbi. Ci saranno poi spettacoli di show cooking, musica e danza. Non mancate! Proseguo segnalandovi che l'Associazione Artigiani e Commercianti per Borgo Cavour e Via Canova vi aspetta numerosi nella giornata di domenica 6 ottobre per l'ormai consueto appuntamento con Autunno in Borgo. Non mancate dunque alla tradizionale mostra mercato dedicata all'artigianato e alla creatività, ai sapori regionali autunnali e al florovivaismo. Tante novità in Borgo Cavour, Via Canova e Via San Liberale. E sempre nella giornata di domenica 6 ottobre a Verona si terrà il raduno dell'Associazione Nazionale Alpini Paracadutisti, una giornata piena di appuntamenti, a iniziare dalle 9:30, quando al grido di Maestrac gli alpini paracadutisti sfileranno per la città con l'immancabile tiro del paracadute per via Roma verso Piazza Bra. Ci sarà poi anche la mostra statica e i mezzi militari da poter ammirare. Domenica 6 ottobre i Papu in recital a Pordenone presso il Palazzetto dello Sport. A partire dalle ore 15:30 i Papu saranno protagonisti della festa dei nonni, coinvolgendo così grandi e piccoli con i loro ironici personaggi e regalando una giornata speciale. Nel 1889 fu inaugurato il Moulin Rouge. È una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque, che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. Il locale fece subito scalpore per balli ritenuti all'epoca licenziosi, su tutti il famoso Cancan. Nel Novecento fece da palcoscenico poi ai maggiori interpreti della canzone francese. Solo ciò che è trascorso o mutato o scomparso ci rivela il suo volto reale. Lo scrisse Cesare Pavese. Bene, dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.